Fino a quando? Fino a quando le lapidi non sbiadiscono. Avete fatto molto bene a riverniciare la lapide, anche le date e gli anniversari vanno riverniciati e tenuti periodicamente in buono stato. Ma naturalmente il problema non è tanto quello delle lapidi verniciate, che aiutano la memoria e quindi vanno tenute con cura. Ma il problema è di come funziona dentro di noi la memoria, cioè quanto ricordiamo davvero, quanto ci importa davvero del risorgimento dell'Unità d'Italia del 1848 al 1849. Le parole che avete appena ascoltato sono quelle del professore Mario Isnenghi, pronunciate nel corso della conferenza tenutasi a Portogruaro dal titolo Il 1848 a Venezia e sulla terraferma. Esse sintetizzano molto bene l'iniziativa promossa dal comune di Portogruaro, che ha voluto restaurare la lapide, collocata sul lato sinistro del palazzo municipale, per ricordare i nostri concittadini caduti durante i moti risorgimentali scoppiati nella città lagunare nel 1848-49. Lo scoprimento della lapide è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì 30 settembre 2011, dopo che nei giorni precedenti 2 restauratori avevano provveduto a evidenziare in nero i caratteri della lapide, ormai diventati illeggibili, come testimoniano queste foto scattate prima dei lavori. Questo intervento si inserisce a pieno titolo nell'ambito delle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia ed avrebbe meritato una maggiore partecipazione di noi portoguaresi, in quanto i morti, ricordati dalla lapide, persero la vita per la difesa di Venezia, città alla quale le sorti e le fortune di Portogruaro sono legate in maniera indissolubile sin da lontano 1400. Tra i presenti ho potuto riconoscere, oltre naturalmente al sindaco di Portogruaro Antonio Bertoncello, l'assessore alla cultura Anna Maria Foschi, il consigliere di maggioranza Roberto Zanin, Alessio Alessandrini, presidente dell'Università della Terza Età a Portogruaro, ed il dottor Angelo Longo, studioso di storia e sempre attento al passato di Portogruaro. Ma oltre a questi volti noti di Portogruaro c'erano anche altri cittadini, non molti a dire il vero, e una rappresentanza dei combattenti e reduci. Questi ultimi non hanno mancato di raccontare a coloro i quali li avvicinavano per salutarli le loro drammatiche esperienze vissute nel corso dell'ultima guerra mondiale. Assenti invece non solo tutta la minoranza consiliare del centrodestra, ma anche e soprattutto le autorità religiose e militari, fatta salva la rappresentanza dei combattenti e reduci. Secondo me la presenza dei rappresentanti religiosi e militari della nostra città sarebbe stata doverosa, in quanto con il restauro di questa lapide si è voluto rinfrescare la memoria dei portoguaresi sull'estremo sacrificio di questi nostri concittadini, morti per liberare Venezia dalla dominazione straniera, condividendo il progetto repubblicano, allora scelta audace, di Daniele Manin. Nel corso del Consiglio Comunale di Portogruaro, che si è tenuto lunedì 3 ottobre, il sindaco Bertoncello ha brevemente illustrato le ragioni dell'assenza di queste autorità. Dopodiché sa, il problema vero è, mi lasci dire Mascarini, sulla presenza del più o del meno. Io sono andato nel sito di Zanetti che è qua, che ieri mi ha, non dico redarguito, ma mi ha detto come avete scoperto una lapide e non c'era nessuno alla presenza. Dopodiché qui posso dire che quella era un'iniziativa che abbiamo abbinato all'iniziativa degli accordi e che per non stare lì a mandare via inviti, spendere soldi, creare delle situazioni particolari, abbiamo ritenuto di abbinarla a un evento del 150°. Punto. Dopodiché ognuno può dire quello che ritiene, però questo è successo, né più né meno. Avete capito? Le autorità non sono intervenute perché non sono state invitate dal comune. Motivo?
Si è voluto da un lato risparmiare sui costi dei biglietti di invito, mentre dall'altro non si è voluto creare delle situazioni particolari. E l'opposizione di centrodestra non ha battuto ciglio, anzi ha annuito condividendo le scelte del sindaco. Ma quanto mai sarebbero costati questi inviti? In fin dei conti sarebbe stato sufficiente invitare un rappresentante per ciascuna delle forze d'armi, esercito, arma dei carabinieri, guardia di finanza, solo per citarne alcune. Non si chiedeva certo la presenza di un picchetto armato. Non c'era neppure un vigile in alta uniforme con il gonfalone della città. Da tutto ciò mi pare evidente che a Portogruaro sono valutati e ricordati in maniera diversa i caduti durante i moti risorgimentali del 1848 rispetto a coloro i quali sono morti durante le 2 guerre mondiali. E da questo punto di vista non posso che esprimere tutto il mio biasimo. La cerimonia di venerdì pomeriggio si è svolta in sordina, un po' alla chetichella, mentre, a mio avviso, si sarebbe potuta tenere nel corso di una domenica mattina, come era avvenuto un anno fa per lo scoprimento della lapide commemorativa in onore di Mario Cesca, martire della libertà, nella piazzetta omonima. Quindi, se da un lato non posso che applaudire all'opera di restauro voluta dall'amministrazione comunale e al successivo convegno tenuto dal professore Mario Isnenghi, dall'altro non posso non sottolineare una eccessiva sobrietà dell'evento celebrativo che andava, lo ripeto, curato con maggiore attenzione. Cosa potrebbe fare ora l'amministrazione comunale dopo questa, tra virgolette, brutta figura? Deporre una corona d'alloro sotto la lapide appena restaurata. Sarebbe un gesto riparatore che onorerebbe questi caduti. Ascoltiamo ora l'inno d'Italia e il discorso del sindaco che ha preceduto il momento dello scoprimento della lapide, contraddistinto da un fuori programma. Una giovane donna a bordo del suo scooter, non avendo notato che era in corso una cerimonia, ha cercato di passare con il suo mezzo tra la folla, andando per poco ad investire un collega cineoperatore. Provvidenziale è stato l'intervento di una vigilessa. Buonasera a tutti. Questa sera noi riscopriamo la lapide che ricorda i portoghesi che sono morti per difendere l'Italia e che hanno combattuto durante il Risorgimento. Questa è una targa che è stata voluta dall'avvocato Bertolini, che era un consigliere comunale ancora nel 1904, proprio per ricordare i portoguaresi caduti in guerra. Si è però installata solamente nel 1911 e ricorda questi eventi. Noi abbiamo voluto ristrutturarla, risistemarla in occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia
e in occasione anche dell'iniziativa che l'Associazione Accordi ha voluto organizzare per questa sera, e dopo ci sarà il professor Sneghi che farà la relazione. Credo che anche questo sia un momento importante, era anni che era nei programmi la ristrutturazione di questa lapide, questa sera lo facciamo e almeno così è un'altra iniziativa all'interno del 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Grazie di essere qui convenuti questa sera e poi vi invitiamo a salire al convegno che ha organizzato proprio l'Associazione Accordi, che ringrazio nuovamente. Portoguaresi morti per la patria, 1848-1849. Frattina Morando, Pavano Osvaldo, Toffolo Marco, nell'assedio di Venezia. Drigo Domenico, sulle mura di Udine. Antonio Cimetta, marinaro, dalla soldatesca austriaca, qui arrestato l'11 per sentenza marziale, fucilato a San Donà il 14 gennaio 1849. Perché in Venezia bloccata, ogni vigilanza lungamente sfidando, viveri, munizioni, difensori, introdusse il comune nel 1911.